Arianna Gasperina, oggi qui al Parco Vela di Pieve di Soligo c'è un'iniziativa molto particolare che unisce la figura di Andrea Zanzotto a quella della scultura su legno. Ci puoi spiegare un po' cosa stai facendo e anzi cosa state facendo? E ognuno di noi quattro scultori abbiamo progettato un'opera dedicata a Zanzotto e quindi l'interpretazione ognuno l'ha data personale. Lavoriamo sul tronco di larice, questo perché le sculture poi rimarranno qui a Pieve all'esterno. Devono ancora decidere, il comune deve ancora decidere dove. E quindi ad esempio io sto realizzando una specie di finestra che dà a un paesaggio, quei paesaggi che ispiravano, in cui si immergeva il poeta. E questo è un tentare di andare oltre, come ogni tipo di arte, dalla poesia alla scultura alla musica, è un cercare di andare oltre e far risuonare ciò che ognuno ha dentro di sé. Per realizzare queste opere come ti prepari? Non so, fai un disegno preparatore? Come funziona dal punto di vista pratico? Sì, ognuno ha un proprio sistema. Io ho fatto un progetto, un disegno, seppur veloce, e c'è chi invece magari si è realizzato anche il bozzetto, e poi da lì si intraprende la scultura su legno, ovviamente adattandosi anche all'elemento legno, alle dimensioni che ci siamo trovati a dover lavorare, e anche il fatto che l'arice non fa fare tutto e ha un carattere anche lui, quindi bisogna saper gestire la fibra dell'arice rispetto al disegno.